che si cimentano questa sera, anzi questo pomeriggio. 0-0. Girato nella parte inferiore dell'anello, qualche centimetro. Che linea? Sta a fianco. Io so. Oh, e mi sa che lì. Colpisce all'anello. Ma non valido. Primi 12 concorrenti. Per il momento una stella. Alessandro Bottoni sempre di Sanzai e Barbara, Bottoni di Guasila. Non lo so. Due per il momento i concorrenti presenti. Eccolo qua, prossimi concorrenti. Pastor di Guasila, che molta bianca, un grigio di 14 anni. Tu non vieni? Loro anello che sta diventando distregato. Sì, no. No. Chi è questo? Barbara. Violetto, l'anello rimane al suo posto. Vediamo un attimino se Alessio Azzori sarà più fortunato. Dopo. Era questo prima. Ho preso anche la stella. Tocca l'anello. Sembrava quasi. Ho avuto paura di qualcosa. Sì, ho avuto paura. Forse è riuscito. Per un attimo ha dato l'illusione che l'anello rimanesse. Chi è questo? Lo vuoi? No, ma non posso. Ecco il signore. Colpisce, ma non infilza l'anello. Anche per lui. Insomma, completamente perché... Colpisce, anche lui sembra quasi. 0 nel tabellino. Siamo arrivati già in cavalca Zingara. Dicerio Melis. Leonardo. Non ci chiede l'allenamento, di più una sedia. Anche Ecco, di quel colore. Nicola Schirru. Io per cavalli non so. Dicerio Melis. Leonardo Ru. È stato tempo E che non Giovanni corro. Pietro Pisci che sono in tre.
Giovanni Pietro Pisci, Ito e il suo cavallo. Ito quando deve correre. Quando deve correre non gli va. Vedi. No, devi dare tu. Il cantiere, vedi. Il primo a partire sarà Nicola Stirro di Isli, in sella a Zingara, un paio di 5 anni. Attento, è stato lì, sì, ho detto dentro, non va a Anche lui, Fiora. Ah no, non puoi andare con quel cavallo, manco a guardia. Adesso quello può vedere il Giampiero. Ancora non c'è lui, non è questo Giampiero. Questo era mio, vedi, questo l'ho venuto io. Visto, vero? Questo è Scrappingio. Pianna. Colpisce l'anello. Figlio per Giovanni. Diciamo che gli iscritti per gli altri in pista saranno Pietro Suri di noi, L'ho presa, l'ho portata fino a fondo del Giampiero. l'anello Giampiero. L'ha portata. e Paolo Mursi, maestro di Orietta, un paio di mondiali. Un applauso anche per loro. Incoraggiamento. Ale, alla terra, Giampiero. Ho mandato il video, l'ho filmato, anche a te. Chi è questo? Chiamalo. Anche lui partito. Tocca il nastro, ma non c'entra il bersaglio, anche per lui. Lui l'anello non c'entra. Oh, le stanno rubando la staffa, Da parte di Giovannino, Lei ha scroppato. l'ordine di discesa sarà Ce l'hai Gianni, iniziale oppure se ci sono variazioni. ce l'ha Gianni la staffa. Vai, Ce l'ha Gianni. Schirru. L'avevo visto bene. Ho detto che eri tu, perché ho capito. Non due ne avevo conosciuto. Oh, dimmi. Sì. Secondo giro per la finale. Mi ha detto guarda che me lo prendo. Tornare facile. Ma te l'ho mandato prima. Diciamo, il discese con È alto quello. il mare sui È ginocchi. alto, è Ito, quello nero, quello che si
Luigi Piani gli fa anche la doppia squadra l'anno scorso, che su 2 discese e 2 stelle ci aveva abituato bene. Quest'anno invece mancato poco e poi è caduta la strada. Sara Casadio è venuta qui in un sauro di 10 anni. C'è lo spiano. Colpisce anche stavolta. Non ne vuol proprio sapere. Partito. E ora tocca soltanto il nastro di colore rosso, Tacca, il grigio, 6 anni. Anche lui però pensa il cavaliere ce l'ha adesso, sì, adesso lo riporta indietro. Lui stesso deve riportare. No, penso che lo riporti qualcun altro, credo, non lo so. Mauro Eloi, Domenico Casadio, Enrico Piani e Andrea Congiu. Sì, manca l'anello però. Se non portano l'anello. Eccolo qua. Nel frattempo si preparano gli altri 4 correnti. Mauro Eloi che monta ballerina, un sauro di 8 anni. Giovannino Casadio sul suo ito, Enrico Piani con Asia e Andrea Corciu. Neo, te l'ho cambiato! Te l'ho cambiato! Ma c'è il curso! Guarda la 300! Galoppo, ballerina, un sauro di 8 anni, Mario Eloi da Usasai. Caduta! Ale, l'ha presa Cigno, e come ti adesso? Solo che lui l'ultimo, non sapeva di nuovo a te. Chi è Babbo? Oh Vanni, va! Colpisce anche lui, arriva spiegato. Colpisce l'anello, ma non ripisca. Stamattina è la casa sua. Stamattina è la casa sua. Presa.
Alessandro, devi scendere? No. Adesso lo dicono. Lorenzo Serra, Alessandro Marco Tocco e Lorenzo Serra. Partito? No, già non me l'hai dato, me l'hai dato. Questo di meno. Perché quello l'ha visto babbo, per il naso, non è andato. E stavolta Alessandro Dove? colpisce il calcio la segna. Dopo in cammino, io non riesco a camminare anche. Com'è? Vieni qua papà a sederti, vieni. E colpisce anche Lorenzo, porta a 5 il totale degli anelli. La linea è anche giusta. Marco, lo rifai? Sì. Sono burloni questi. Ma il pubblico te l'aveva segnato, eh? Del buono, E colpisce. Era buona la prima prova. Anche lui porta a casa. Sulle note di Ramoiada, Marco Tocco porta a casa l'anello. L'ha lasciata qua lui adesso, Però come vabbè. Ha visto che c'era Rita, l'ha andata a Rita, capito? Alessio Azzori, vedi, voi dovete dare Ilenia, Ilaria. Marcello Azzori, sempre di Samassai con Malaga e Giorgio. Vai a riscaldarti al fuoco. Vai. Salvi. E Alessio Cairo, anche per lui. Marcello con Malaga. Te devo agganciare? No, io non Te l'aggancio con lì dentro. Colpisce l'anello, ma non c'entra il bersaglio. Scusate il partito, Giorgio Azzori, Bianca, È freddo. La rendi? colpisce l'anello, L'avevi vestita che non te ne in giro il Giampiero. sì, dovrebbe essere l'ultima batteria, anche perché ci sono state alcune eccezioni. Non lo so perché mi ha portato. Il padre. Partito Nicola, Non hanno messo il nome di suo. No, che non lo so. palla, sfiora soltanto l'anello e pertanto non merita a portare. È sempre tranquilla. Sempre. Anche peggio. Anche peggio. Adesso qui c'è. Forza su Maria, Scarfino. E il suo collato di uomo. calcio con palla, Voi che dite sì.
E io schelettingi un po' più. Non credevo che le animali fossero così. Cioè, No, il giro ci e sono. che ha fatto, è una cosa Sì, incredibile. no, ma cosa, sono i migliori amici del mondo. Partito. Colpisce stavolta Leonardo Ru con il suo gol. Doppiare Ci arriva il roppolo, il suo ma bottino. guarda, ma non ci arriva il roppolo. E tu sappi ma poi non arriva a senza risa. Eccoci qua. C'è quelli da no, per la Giovane. investigazione. Capisci? Io che fermato mi pensavo. Io ho conosciuti dopo. Ma se non è E per la seconda volta porta a casa è un altro l'anello. L'hai presa? che sta figato. Dodicese, 2 anelli. E arrivati a questo punto, l'ultima batteria. Chiedo gentilmente a Giovannino Casadio poi di avvicinarsi qui alla postazione microfonica, per favore. Giovannino, oppure Sara. Chiediamo gentilmente di avvicinarsi. Presenti. Fotografiamo insieme il gruppo degli amici che con la loro passione il fotografo degli eventi Pietro Soru ai nastri di partenza, poi colpisce l'anello, non porta a casa nessun punteggio. Di volta lui cerca di volta, non sapere mica bravo. Passaggio e sfiora il nastro anche per Andrea. 1-0. Anzi sì, fortunato su tempo sono stato. Portando a 6 Porta Sanedu, che t'hanno detto? Che t'hanno detto terra? Ok. gli stellati da Giovanni Pisci e Pierluigi Chiani Tisi. L'ultimo, come vi dicevo, Marco Lucis. Fine serata. Ringraziamo anche il tempo meteorologico. Ciao Sara! La ripresa. Mamma tieni, Giampi, l'hai ripresa. Ma i culti non sei. Ci sarà il saluto finale. Però vedi, come dire, No, ma si gli ho detto mi vedevo sul ballinetto di forse è il bagno. diversamente devi fidarlo, forse a me mio papà E ti nega, dai. mio papà mi prende sulla fisarmonica, mi ha sempre urlato, allora tieni fisarmonica e suona. Se invece mi avesse Piero, detto sei il no, fai così, vincitore prova della competizione. quando Complimenti. torni mi impari là, Sì, no, però devo sbagliare troppo. passeggi un po' troppo, devi essere più... E poi dopo vengono altri. Anche altri, Sicuramente la gente c'è. più lunga sarebbe più facile, forse, no? Beh, certo. Comunque non pensavo, io pensavo... Un po' di pure su guarda. Ma eri 4 anni? No, di giovanile. Eri 4 anni senza... Anche 8. Puro. Vabbè, ma ti sei allenato State qui. prima di fare questa gara. Non volevo neanche vedere. No, perché sta facendo da cattivo, non ce la fa. Certo, è quello. Guarda il pallone. Per Sara, Alessandro e Giovannino. Rita! Vai dentro.
Giovannino, abbiamo finito questa segna finale. Io già lo so chi è. Non ci arrivi neanche adesso? Ciao. Suocera, la mamma che stava vicino alla mia suocera. La mamma abitava vicino a mia suocera. Non ci arrivi? Mia suocera. Tuo parente, un po' più su. E se ti dico che si chiama di soprannome? Gabriela. Ciao, sono mio. Ciao. Sveglio. A te non lo sia troppo caldo però, eh. Sveglio prevenire prima di fare. Ma dove vuoi voi? Ma che siamo bruciati? Tuo Battista, O ti c'hai 4 sigarette stai mettendo, c'hai Come fatti vai di Ci vediamo qui. E poi i punti non cammino Oh, aspetta! non con tutti, non è affidato. Abbiamo quello ad indietro. Ti calco? Sì, c'è ancora qualcosa. La macchina forse qualcosa c'è, un pezzettino, sì. Salite un pochino e la metti in questo piccolo. Vado a incontrare la mia amica. Un'altra parte. E si cimentano questa sera, questo pomeriggio. 1-0. Girato nella parte inferiore dell'anello, qualche centimetro. Che è legna? Sta fianco. Io sono. Oh, e mi sa che Colpisce all'anello. Ma non valido. Primi 12 concorrenti.
momento una stella Alessandro Bottoni, sempre di Sanzai, e Barbara, Bottoni di Guasila. Non lo so. Due per il momento i concorrenti presenti. Eccolo qua, prossimi concorrenti. Dottor di Guasila e Monta Bianca, un grigio di 14 anni. Tu non vieni? Loro Anello che sta diventando quasi stregato. Sì, no. Chi è questo? Barbara. Violetto, l'anello rimane al suo posto, anche lui, Viola. Non puoi andare con questa palma, ma guarda. Adesso quello con il Giampiero. Ancora non c'è lui, lei questo Giampiero. Questo era mio, vedi, questo l'ho tenuto io. Visto, vero? Questo è Scrappingio. Gelo. Diana. Colpisce l'anello. Figlio per Giovanni. Diciamo che gli iscritti ovviamente i pizza saranno Pietro Suri, noi L'ho presa, l'ho portata fino a Dove è Giampiero? l'anello Giampiero. L'ha portata. e Paolo Mursi e secondo Glorietta, un paio di mondiali. Un applauso anche per loro. Incoraggiamento. Ale, alla presa. Era mandato il video. L'ho filmato anche a te. Chi è questo? Chiamalo. Preso? Sì. Anche lui. Partito. Tocca il nastro, ma non c'entra il bersaglio, anche per lui. Lo ti ho detto, ma non è che sa, volevo fare un po', no, adesso lasciate ci fa, non mi cazzo. Io te lo faccio, perché Fiora, lui, l'anello, non c'entra. Oh, le stanno rubando la staffa, Da parte di Giovannino, Ehi, ha scroppato. l'ordine di discesa sarà Ce l'hai Gianni. iniziale oppure se ci sono variazioni. Ce l'ha Gianni la staffa. Vai. Ce l'ha Gianni. Schirru. Oh, mica
No. L'avevo visto due. Ho detto che eri tu perché ha capito. Due ne avevo conosciuto. Oh, dimmi. Sì. Secondo giro per la finale. Mi ha detto guarda che me lo prendo. Per me era facile. Ma te l'ho mandato prima. Diciamo il dicese È alto quello. filmare i tempi È alto, è Ito, quello nero, quello che si Grazie Presidente. Gianluigi Piani vince anche la doppia squadra l'anno scorso, che su 2 discese e 2 stelle ci aveva abituato bene. Quest'anno invece è stato poco e poi è caduta la strada. Sara Casadio è venuta qui in un sauro di 10 anni. Piano piano. Colpisce anche stavolta, non ne vuol proprio sapere. Partito. E ora tocca soltanto il nastro di colore rosso, Saka, un grigio di 6 anni. Anche lui però pezza. Due. O no? No, non lo so. Il cavaliere ce l'ha adesso, sì, adesso lo riporta indietro. Lui stesso deve riportare. No, penso che lo riporti qualcun altro, credo, non lo so. Manuel Noi, Domenico Casadio, Enrico Chiani e Andrea Congiu. Sì, manca l'anello però. Se non portano l'anello. Eccolo qua. Nel frattempo così si preparano gli altri 4 studenti. Manuel Noi si monta ballerina, un sauro di 8 anni. Giovannino Casadio sul suo Ito, Enrico Piani con Asia e Andrea Congiu. Leo, te l'ho cambiato! Te l'ho cambiato! Ma c'hai curso. Guarda la 300. Colpisce la stella. Galoppo. Ballerina, un sauro di 8 anni. Manuel Noi da Usassai.
Ale, l'ha presa Cigno, e come che adesso? Solo che lui è l'ultimo, adesso che fa di nuovo a te. Chi è babbo? Oh Vanni, va! Colpisce anche lui, arriva il spiegato. Vediamo un attimino se Alessio Azzori sarà più fortunato. Galoppo. Non ha corso prima. Ha preso anche la stella. Tocca l'anello. Sembrava quasi. Ho avuto paura di qualcosa. Sì, avevo paura. Forse è riuscito. Per un attimo ha dato l'illusione che l'anello rimanesse. Ecco il signore. Colpisce, ma non infilza l'anello. Anche per lui. Colpisce, anche lui sembra quasi. Zero nel tabellino. Siamo arrivati già. Si cavalca Zingara. Dicenio Melis. Leonardo. Chi chiede l'allenamento? Che tu non chiedi? Anche l'allenamento. Nicola Schirru, Io per cavalli non posso. Dicenio Melis, Leonardo Ru È stato tempo e che non Giovanni posso. Pietro Pisci che sono in tre. Giovanni Pietro Pisci, Ito e il suo cavallo. Ito quando deve correre. Quando deve correre non gli va. Via lì. No, devi gatto. Il banchiere, via lì. Il primo a partire sarà Nicola Stirro di Isli in sella a Zingara, un paio di 5 anni. Attento, è stato lì, sì, ho detto dentro, non va a